Heather McAllister. Alle 15:28 Sebastiano chiama Liliana e il telefono di Liliana attacca la cella di via San Pelagio. Questo significherebbe che il telefono è a casa, però come ho detto alcune delle comunicazioni sembrano partire dal telefono di Liliana, non questa, ma alcune sì, e quindi quelle confermerebbero che c'è un'attività diretta da parte di quel telefono. In queste ore se ne stanno leggendo di tutti i colori, addirittura sono arrivato a leggere che Serpin si sarebbe posteggiato in via Donadoni nel punto in cui se ne va pochi minuti prima Sebastiano. Sarebbe una coincidenza incredibile, ma che non sembra trovare alcun riscontro. Secondo alcune narrazioni, Claudio Sterpin il 14 sarebbe andato a cercare Silvia in Slovenia, ma di questo viaggio non c'è traccia. C'è traccia invece di quello del 17 e il 17 Claudio Sterpin effettivamente troverà Silvia, ma su questo non c'era dubbio perché la stessa Silvia ci mandò gli screenshot WhatsApp in cui si notava come la discussione tra loro due nascesse proprio in prossimità del 17 dicembre. Un altro elemento su cui ci sarebbe da riflettere se fosse vero, si parla di 2 incontri tra Sebastiano e Claudio dopo i fatti avvenuti fuori Trieste. Adesso ripassiamo al solito capitolo dell'incontro tra Salvo e Claudio che non sarebbe compatibile col posteggio dell'auto di Claudio nei pressi del negozio di Sebastiano. Intanto dobbiamo fare una precisazione: a quanto pare quegli orari non tenevano conto dello scarto del fuso orario e quindi se così fosse andrebbe posticipato tutto il momento in cui l'auto resta ferma e ovviamente posticipare questo porterebbe una maggiore compatibilità con gli eventi del bar Acquedotto. Non solo, avremmo identificato con esattezza il punto in cui l'auto di Claudio viene fermata e in fondo non sarebbe assolutamente così vicino al negozio di Sebastiano. Claudio Sterpin posteggerebbe esattamente all'angolo tra via Giustiniano e via Cicerone. Ciò accadrebbe alle 15:18, ma secondo l'allineamento col fuso orario italiano l'orario non terrebbe quindi conto dello scarto di un'ora e quindi il posteggio effettivo sarebbe alle 16:18. Ricordiamo che l'appuntamento con Salvo dovrebbe essere alle 16:20, quindi Sterpin arriverebbe solo con un leggero ritardo. La macchina di Sterpin se ne andrebbe da questo punto poi alle 16:03 che col nuovo orario diventano le 17:03, orario compatibile col ritorno di Salvo a casa che viene indicato alle 17:20. Tra l'altro questo luogo in cui Claudio avrebbe lasciato l'auto si trova a 500 metri dal bar Acquedotto, quindi si trova più vicino al bar Acquedotto rispetto ai 700 metri che lo separano da via Donadoni dal negozio di Sebastiano. Quindi in questo caso sarebbe anche compatibile il fatto che lui avesse lasciato l'auto lì, si fosse incontrato lì con Salvo e poi magari a piedi avessero fatto quei pochi metri che li separavano dal bar dove dichiararono di essere stati.